Vediamo. Ok, dovremmo essere in diretta. Buongiorno a tutte e a tutti, ben trovate, ben trovati in questo spazio, in questo contenitore. Diciamo che con cadenza più o meno mensile l'Accademia San Marco mette a disposizione di vari relatori nel tentativo, nello sforzo di proporre qualche spunto di riflessione, di approfondimento su tematiche culturali ad ampio raggio. Dopo la bella conferenza della professoressa Altin, torniamo ancora a parlare di confine nord-orientale. Questa volta non tanto concentrandoci sul tema, sulla problematica del confine come passaggio di flussi migratori, quanto proprio per porre l'accento, per cercare di discutere sulla realtà stessa di questo confine dinamico, evolutosi nel corso della storia, che definisce in maniera a volte anche arbitraria e artificiale la nostra regione, sia all'esterno che all'interno di essa. A parlarci di questa tematica sarà il professor Sergio Zilli, docente dell'Università di Trieste, e per presentarlo più degnamente lascio la parola all'amico e collega dell'Accademia Moreno Baccichetta, che lo conosce anche personalmente. Prego Moreno. Grazie. Grazie anche e soprattutto a Sergio che ha accettato di venire qui a parlare di una questione che è sempre abbastanza difficile, complessa. Sergio ha una particolarità, abbiamo entrambi la passione per la storia e per la geografia. Lui appunto si è laureato con una tesi di laurea in geografia, io mi sono laureato ad architettura con una tesi di laurea in storia geografica, in storia del territorio. E quindi abbiamo passioni molto simili da questo punto di vista. Però è anche una regione molto particolare questa della geografia e del rapporto con i confini, perché tu attraverso comunque Francesco Micelli, la tradizione della geografia friulana, hai incrociato nel tempo molti geografi che hanno esplorato il confine, cioè a partire dai Marinelli, a partire da tutta quella che è stata l'esplorazione degli anni 10, 20, ai saggi scritti sul confine da importanti geografi italiani del periodo. Quindi ti collochi all'interno o senti di collocarti all'interno di questa fascia in questa struttura di interpretativa, di lettura del confine molto particolare, molto legata anche a questo atteggiamento regionale sul confine, per cui la relazione che farai oggi? È un po' difficile collocarmi in una tradizione che è molto lontana nel tempo e che era figlia di una situazione contingente molto, molto forte, molto importante. L'area prima del Friuli e poi delle province annesse doveva entrare a far parte dell'Italia e doveva far capire che gli sforzi per unirla avevano un senso e quindi bisognava mettere a disposizione quello che c'era nella piccola patria alla costruzione della grande patria. E da questo punto di vista lo sforzo è completamente diverso se riguarda il passato, quando è riferito al Friuli e quando è riferito fondamentalmente a Trieste, che è la realtà principale e la principale antagonista, se vogliamo, il Friuli. Il Friuli è un'area da esplorare, da conoscere e da utilizzare, e quindi il lavoro dei Marinelli, a partire dalla fondazione della società alpina, ma dopo quando prende posto e costituisce la cattedra di geografia a Firenze, è creare un processo di conoscenza e di diffusione delle notizie del territorio. Dall'altra parte a Trieste c'è una realtà che alla stessa data è diventata ormai enorme rispetto ai tempi e rispetto al resto del territorio, e che non ha bisogno tanto di raccontarsi quanto di sfruttare al massimo il racconto che è stato fatto di sé fino a quel momento, cioè
il fatto di essere diventato il polo commerciale economico e dei collegamenti fra il continente e il resto del mondo. Quindi questa è una situazione che dura e che vale fino alla prima metà del Novecento, dopo basta. Anzi, dopodiché, se dovessi fare riferimento a quello che accade dopo la Seconda Guerra Mondiale, direi che dovrei prendere le distanze completamente. I geografi del Friuli Venezia Giulia, dell'odierno Friuli Venezia Giulia, dalla nuova condizione successiva al secondo conflitto ai tempi recenti, si disinteressano completamente di ragionare nei termini di territorio complessivo interno all'Italia, quindi di quello che da dove vorrei partire oggi, dalla regione Friuli Venezia Giulia, per dedicarsi al proprio orticello di casa, che è rigorosamente distinto dall'altro, da cui anche il titolo che vi ho proposto, o la sbarra che divide i due termini fra il confine interno e il confine esterno. Per me esiste un confine interno e la geografia di questa regione lo ha sorretto, lo ha alimentato. Quindi mi colloco con una visione molto, se non addirittura conservatrice, reazionaria, ma reazionaria, rivolta al passato. Proprio. Ecco, un'ultima cosa prima poi di lasciarti partire. Esiste anche in alcune pratiche urbane e non solo urbane una sorta di ricerca dei confini interni, esterni, ma che possono essere molto piccoli. A volte i confini vengono anche alimentati anche tradizionalmente, pensiamo di Cadela de Laghe, pensiamo ai confini tra borgate, dove il tema di dove finisce un luogo e inizia un altro è ben chiaro a chi ci abita. Tu hai anche avuto questa attrazione da piccolo? Perché io l'ho avuta, volevo sapere, visto che tu sei nato a Sagrado, in un punto in cui c'era un confine linguistico molto forte, bastava spostarsi di 4 chilometri e c'era un'altra popolazione, in cui sì, avevi i triestini a portata di mano, e anche per i tuoi studi, che erano delle cose diverse da voi di Sagrado. Lo percepivi come un elemento d'attrazione questo, oppure è una cosa che consideri adesso, l'atteggiamento, anche la cosa che ci racconterai oggi, arrivano più tardi con una consapevolezza scientifica e non istintiva? Allora, Ti attraeva anche istintivamente o solo da un punto di vista scientifico? ma non era più che un'attrazione, era un istinto di sopravvivenza, e cioè non tanto il confine quanto la diversità. Io sono cresciuto in un paese in sinistra Isonzo, Sagrado, dall'altra parte dell'Isonzo, Gradisca, Romanze e gli altri paesi, inizia il Friuli, si parla friulano, quindi è un'entità. Politicamente, storicamente, Sagrado apparteneva alle terre imperiali, proprio nel paese, fuori del paese c'è una stele che ricorda la separazione fra territori imperiali e territori veneziani. Territori veneziani vuol dire tutto il mandamento di Monfalcone, dove si parla il dialetto bisiaco, quindi quello che si parla a Sagrado, ma solamente Sagrado non è bisiacheria. Quindi io mi sentivo diverso da una parte per la lingua. Nelle frazioni del paese, a Sgausina, c'è una comunità slovena con dei retaggi sloveni abbastanza forti. Parlante bisiaco, ma non parte della bisiacheria, dove tra l'altro io andavo anche, sarei andato poi alle scuole medie. Quindi ho incominciato a cogliere da piccolo una diversità molto forte, che non necessariamente coincideva con dei confini che in quel momento non li vedevo, e soprattutto non li coglievo se non come delle invenzioni. Quello che dopo ho accettato essere delle invenzioni strumentali che le persone si danno per distinguere se stessi e i propri spazi in funzione di azioni o di scelte o di percorsi che si costruiscono. Dopodiché, quando ho avuto la possibilità di continuare a studiare, e ho scelto fondamentalmente di studiare piuttosto che seguire un altro percorso lavorativo, come dicevano i giornalisti, sempre meglio che lavorare, ho incominciato a essere attratto dai disastri dei confini.
dalle conseguenze che la gestione e la tutela dei confini hanno prodotto in questo territorio regionale. E soprattutto considerando non solo i retaggi della guerra fredda, ma anche tutto il resto degli effetti sul territorio che dipendevano dal confine, di quello che cercherò dopo di raccontare brevemente, ma che erano nascosti o quantomeno venivano celati rispetto ad altri aspetti ritenuti o raccontati come più importanti. Bene, io faccio sempre questi appunti iniziali per cercare un po' di comprendere anche quello che sarà il relatore rispetto al tema, cioè è un relatore che quando parla del confine c'è vissuto dentro, soprattutto anche in riferimento alla guerra fredda, mi sembra molto interessante con la caserma di Fogliano, le manovre dei battaglioni d'arresto su tutto il Carso, il campo carri di Ronchi, eccetera, eccetera. Insomma, era un paesaggio anche molto diverso quello in cui siamo cresciuti da ragazzi. Sergio, ti lascerei il comando di condivisione e l'illustrazione, e poi riprendiamo alla fine. Certo. D'accordo. Mando in Se mi streaming. viene in mente qualche altra provocazione da farti. Okay. Abbiamo tempo dopo la relazione del professor Zilli, dopo la relazione di Sergio. Ricordo anche a chi ci ascolta, chi avrà la pazienza e la bontà di ascoltarci, che può sempre interagire ponendo domande nella chat che compare alla vostra destra dello schermo, e poi Sergio risponderà e gliele posso trasmettere. Ecco, adesso mandiamo la presentazione condivisa anche con i nostri ascoltatori e spettatori, e lasciamo la parola a Sergio. Ok, buongiorno di nuovo a tutti. Allora, il titolo che è stato un po' concordato con Andrea, con Moreno, è stato questo: Giuliani Friulani e il confine interno-esterno, esterno-interno. Perché questo titolo? Quello che vorrei raccontare io oggi è il mio punto di vista su come la presenza di un confine esterno e tutta una serie di tematiche, di discussioni relative alla costruzione dei confini che riguardano l'odierno Friuli Venezia Giulia abbiano avuto delle conseguenze, delle derive, se vogliamo, che hanno portato a una situazione di complicata convivenza fra le due parti. Questa complicata convivenza è, al mio punto di vista, deleteria rispetto allo sviluppo della società della regione, una regione che ha 1.200.000 abitanti, cioè il 2% della popolazione nazionale, ha una popolazione analoga alla provincia di Brescia, provincia di Bari, quella di Palermo, ha solo 6 comuni che hanno più di 20.000 abitanti, e ha uno squilibrio sia nello sviluppo, nella crescita, che anche nell'occupazione dello spazio molto forte. Metà del territorio rientra nell'area montana, ma qui ci abita solamente un abitante su 20. Quindi sono tutta una serie di elementi che potrebbero indicare la necessità di una crescita collettiva del territorio, quantomeno coesa, e invece secondo me questo non accade. La regione Friuli Venezia Giulia è il tema, è lo spazio del quale voglio interessarmi, perché e voglio discutere, perché è quella in cui si vive, è quella che può in qualche maniera essere modificata da un atteggiamento diverso. E la regione Friuli Venezia Giulia nasce sulla base di una scommessa. La scommessa è quella di mettere assieme 2 realtà che fino a quel momento erano rimaste politicamente distinte, e che per un caso, se vogliamo, quantomeno per gli esiti della seconda guerra mondiale, per gli esiti strambi della seconda guerra mondiale, devono essere messe assieme. E dopo cercherò di dire come. Questa diversità e questa distinzione fra le due parti non deriva da un retaggio storico, non deriva da una contrapposizione epocale o qualcosa che risale dall'alba dei tempi, bensì è una costruzione sociale che viene elaborata nel corso del Novecento.
Nel corso del Novecento, perché prima, non c'erano i motivi, né le condizioni, né, la volontà di mantenere distinte queste 2 parti, anzi c'è una collaborazione reciprochevolmente, vantaggiosa per le 2 parti. La costruzione di una regione sulla base di una scommessa, l'unione di 2 parti che non stavano necessariamente molto ben unite, ha prodotto un confine interno, una separazione che distingue, dal mio punto di vista, le 2 parti delle regioni con anche se quelle stesse non rientrano poi più nella definizione originale di Friuli o d'altra parte di Venezia Giulia, perché in realtà non sono più così facilmente identificabili, ma, si autoalimenta e viene alimentata da tutta una serie di scelte politiche che vengono adottate anche nei giorni nostri. E quindi questo è un limite, per la crescita della comunità regionale, che è l'unica cosa importante a cui noi tutti quanti dovremmo essere interessati, al di là del vantaggi personali che uno può più o meno individuare. Parto da, la situazione a metà '800. La situazione a metà '800, come viene raccontata dalla prima carta etnografica della monarchia austriaca, che viene elaborata a metà del secolo da Karl von Zörnig, che è il direttore dell'ufficio di statistica dell'impero a Vienna, un un signore che poi finirà a Gorizia e finirà a esaltare gli spazi e l'ambiente del paesaggio di Gorizia come la Nizza austriaca, in quanto finalmente rispetto ai climi dell'impero un po' più mediterranea, più calda e più piacevole da sopravviverci. Ma soprattutto Carl von Zörnig produce questo studio in cui distingue all'interno dei territori imperiali non tanto gli stati o gli aggregati ufficiali presenti, quanto i gruppi nazionali, gruppi che noi definiremmo etnici. Il termine tedesco può essere tradotto con anche tribù, che non me la sono sentita di riportarlo o di accettarlo. E, nel distinguere le parti sempre della parte sud-occidentale dell'impero, cioè dell'attuale, che comprendono anche Friuli Venezia Giulia, per la prima volta indica tra i gruppi nazionali presenti, accanto agli italiani che vengono indicati nella carta quella generale in giallo, una variante che sono i friulani. E anche indica graficamente la distinzione dello spazio occupato dai friulani che, bene o male, corrisponde a quello, in cui, oggi si sviluppa il Friuli Venezia Giulia, o almeno la parte friulana. Quindi lascia fuori il distretto di Portogruaro, si ferma proprio, segna la colorazione all'altezza di Sacile, lasciando Sacile dalla parte degli italiani, non dei friulani, e arriva fino all'Isonzo nella parte orientale. Sulla parte ancora più a oriente, che rientrava nei territori della principesca contea di Gorizia Gradisca, una delle 3 regioni che componevano l'area del litorale adriatico, le altre 2 erano la città immediata di Trieste e poi il margraviato d'Istria. In quell'altra parte indica la presenza di italiani, un primato degli sloveni, italiani sulla costa e anche tutta una serie di presenze di croati. Però per la prima volta viene identificato, una presenza omogenea territoriale di friulani al pari delle altre, etnie presenti nell'impero. Per, sfortuna del Friuli e dei friulani, questo territorio nel giro di pochi anni passa all'Italia, e passa all'Italia esattamente l'anno prima che l'impero si doti di una legge fondamentale dello Stato del 21 dicembre 1867, con la quale l'impero riconosce ai gruppi nazionali presenti, che più o meno coincidono con quelli della carta dello Zörnig di, dozzina d'anni prima, la parità di diritto di tutti gli idiomi del paese nella scuola, negli uffici, nella vita pubblica e a essere riconosciuta dallo Stato. Cioè, introduce la possibilità che per i gruppi nazionali
di poter interloquire con lo Stato, di essere riconosciuti come tali, ovvero identifica il valore della diversità e della necessità che lo Stato stesso lo tuteli. Come dicevo, per sfortuna del Friuli veneziano, quell'area area non può più far parte dell'impero, i friulani che sono rimasti all'interno della contea di Gorizia Gradisca, cioè tutti quelli in Destra Isonzo, la città di Gorizia stessa in parte, tutto l'agro attuale agro gradiscano monfalconese, tutto l'agro aquileiese, sono troppo pochi per avere il diritto a tali spazi, quindi rientrano nella grande comunità italiana. Nello stesso momento, circa 1863, nasce anche a Milano quella definizione straordinaria, quello che io definisco il bluff più riuscito della storia di questo territorio, che è l'invenzione della Venezia Giulia, che è una definizione che viene adottata, proposta da un goriziano, grazie a Dio Isaia Ascoli, una persona che vive sul confine, che vive la sua diversità anche sulla propria pelle, è un cittadino asburgico di religione ebraica che è passato a Milano e che in un articolo di una ventina di righe brevissimo propone, nello spirito risorgimentale, nello spirito di unione dei popoli e quindi anche degli italiani, propone la distinzione fra Venezia propria, cioè i territori della Repubblica, Venezia tridentina, la parte dove si parla italiano attorno a Trento, e la Venezia Giulia, cioè quell'area a est della Venezia propria, che sta attorno a Gorizia, Trieste, Pola e Fiume, e che è racchiusa in qualche maniera dalle Alpi. Quindi lui dice quella lì è Venezia Giulia, è chiaramente di origine latina, è Venezia, no? Anche se Giulia con la definizione del ricordo dei Romani, e quindi ha più che diritto di far parte della futura patria degli italiani. Grazie a Dio Isaia Ascoli sa perfettamente che non è possibile, per quanto riguarda questa zona, identificare chiaramente dove finisce la venezietà, dove finisce la parte latina, dove comincia la parte slava. A Gorizia è praticamente impossibile distinguere all'interno della città stessa, lui lo sa, però in questo momento il primato è all'istanza risorgimentale. Comunque questo bluff non funziona al momento ancora, per alcuni decenni questa definizione scompare, non viene più utilizzata per essere recuperata di fatto solamente alla vigilia della Grande Guerra, quando sarà utile per sostenere il tentativo di conquista di questi spazi e quindi tutto quello che comporterà nella Prima Guerra Mondiale le posizioni italiane. Nella seconda metà dell'Ottocento la provincia di Udine si confronta dal punto di vista territoriale con le prime parti dell'impero, che sono appunto la contea di Gorizia e Gradisca. La carta sulla destra, quella della contea stessa, fatta dal Bombige nel 1908, viene prodotta dall'autore in 3 lingue, in italiano, sloveno e tedesco, e sono disponibili tutte e 3 edizioni, che è una carta molto bella, una delle prime così complete di questo territorio. E viene prodotta perché è assolutamente normale utilizzare degli strumenti, come possono essere anche le carte geografiche, nelle 3 lingue in questo territorio. Non c'è una distinzione, non c'è un primato, sì, c'è un primato in alcune aree di gruppi linguistici, ma è necessario e indispensabile la conoscenza delle lingue e delle culture degli altri. A Gorizia è assolutamente diffuso il trilinguismo, che è friulano più che italiano, sloveno e tedesco, perché bisogna andare a scuola e bisogna rivolgersi alle autorità, però di fatto la commistione nazionale è assolutamente generalizzata. Per quanto riguarda la provincia del Friuli, la provincia di Udine, in questa fase è, per ricollegarmi alla domanda iniziale di Moreno, è un territorio di cui l'Italia non ha la più pallida idea cosa fare, non la conosce nessuno. Pacifico Vallussi nel 1860 scrive Friuli studi e reminiscenze, descrivendo una sua immaginaria cavalcata attraverso le parti del Friuli per raccontare all'Italia, a chi governerà l'Italia, cosa c'è in Friuli,
tenta anche di fare una breve copia di notizie storiche e civili delle notizie naturali e civili del Friuli per copiando Cattaneo, ma soprattutto comincia a essere l'uomo propagandista e pubblicitario di questa regione. E difatti non a caso quando il buon ministro, di cui naturalmente adesso mi sfugge il nome, diventa commissario regio Quintino Sella, diventa commissario regio della provincia di Udine per lo Stato, Pacifico Vallussi viene chiamato a fare subito da segretario e casualmente diventerà anche nel giro di pochi mesi segretario della Camera di Commercio, segretario dell'Associazione Agraria Friulana, proprietario del principale giornale e successivamente anche parlamentare eletto in Friuli. E lì il Friuli comincia a essere raccontato, ma è una regione che deve essere completamente costruita. Il grande vantaggio che rappresenta, che tocca il Friuli in questa fase, è l'arrivo della ferrovia meridionale, cioè la grande asse che collega la regione più ricca, che ha collegato la regione più ricca dell'impero, il Lombardo-Veneto, con la sua capitale, che viene pensata negli anni '20 dalle Camere di Commercio di Venezia e di Milano, ma che viene pensata per arrivare a Vienna, toccando le principali località e quindi, per esempio, da Venezia, Treviso, Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste, Lubiana e quindi Vienna, mettendo in questa maniera direttamente a contatto le varie parti con Trieste, che in questo momento è nella sua piena ascesa economica. Fra il 1805 e la vigilia della prima guerra mondiale, Trieste passa da 5.000 a 235.000 abitanti, con un'esplosione demografica che non è legata sicuramente a degli slanci di libertà sessuale o dei momenti di particolare produzione di figli, bensì dall'arrivo di emigranti a tutte quante le parti del Mediterraneo e dei territori circostanti. Una delle fonti principali di arrivo di questa emigrazione è quella friulana. L'emigrazione è uno degli elementi fondamentali di cambiamento sociale nell'Italia dell'Ottocento, lo sarà anche in parte del Novecento, però in particolare per l'Italia settentrionale, la pianura padana, di cui tutto il territorio di questa regione fino all'Isonzo, fino a Gorizia, ne fa parte. L'emigrazione che però fondamentalmente non è transoceanica e non è permanente. Nel 1877, quindi, l'associazione agraria conta 571 persone solamente che hanno abbandonato e hanno varcato l'oceano partendo dalla provincia di Udine. L'anno dopo il dato si moltiplica per 4, ma rimane più o meno stabile anche negli anni successivi. Questo accade perché la gran parte dei migranti del Friuli rimangono nel continente, vanno fondamentalmente in Europa e vanno prevalentemente nei territori asburgici e della Bassa Germania, quindi quelle che nella memoria friulana sono le Germanie. Ed è un'emigrazione stagionale che va dagli inizi del disgelo, dei primi caldi o del calo dei primi freddi fino all'arrivo delle prime nevi, cioè quindi da febbraio-marzo fino a ottobre-novembre, e che consente il mantenimento della popolazione sul territorio. Se ne vanno i maschi, lavorano per alcuni mesi, ritornano e con le rimesse di quei lavori consentono che i paesi non vengano abbandonati, consentono alle famiglie di rimanere, consentono soprattutto di pagare i debiti fatti nel periodo della loro assenza da parte delle famiglie. Ed è un sistema che funziona permeando l'intera società, parte dalla montagna, progressivamente arriverà a coinvolgere tutto quanto il territorio regionale e con percentuali abbastanza diverse, ma non troppo. In un bellissimo libro curato da Javier Grossuti ormai quasi una ventina di anni fa, ti ho mandato lì recento, nel quale viene portata la corrispondenza tra un migrante e la famiglia, si ricostruisce perfettamente questo clima che vede il coinvolgimento di gran parte dei maschi, che vede la società che dipende da questa struttura, vede anche la provincia di Udine, la regione provinciale udinese che
fa affidamento e basa le sue idee di sviluppo proprio sulle rimesse dei migranti, ovvero sulla gestione delle rimesse dei soldi che arrivano attraverso i migranti. Alla vigilia della guerra, la gran parte dei corsi d'acqua del Friuli vengono saltati finalmente da dei ponti, che in buona parte vengono costruiti con finanziamenti comunali, raccolti attraverso mutui con banche e che vengono garantiti dalla certezza di avere le rimesse degli migranti che considereranno dei cespiti sufficienti per pagare quei mutui. L'immigrazione, questi 2 immagini che ho preso da dei lavori di Francesco Micelli, cioè nel caso quella colorata arriva da introduzione alla ristampa di alcuni anni fa della tesi di laurea di Giovanni Cosattini del 1905 sull'emigrazione dal Friuli, da cui Micelli aveva estrapolato questo grafico, quella sulla sinistra, mentre sulla destra, sempre un altro lavoro di Micelli sui migranti, Francesco Musoni, uno dei geografi allievi di Marinelli, una figura molto importante, ma molto legata al territorio, lui di San Pietro Natisone e preside del liceo a Udine, vince la cattedra a Palermo, ma non se la sente di abbandonare il Friuli per trasferirsi fino all'altra parte dell'Italia, quindi uno dei pochi cattedre che erano disponibili in Italia, potevano contarsi sulle dita di una mano, viene messa a sua disposizione e lui rinuncia, ma rimane e presenta tutta una serie di studi e fa il suo lavoro di geografo anche sull'emigrazione e mette in evidenza come l'immigrazione sia un fenomeno ormai diffuso e presente in tutto quanto il territorio, che consente di fatto la sopravvivenza e il funzionamento dell'economia. Non è un'emigrazione, possiamo considerarlo come un lavoro all'estero, come dei trasfertisti, perché l'atteggiamento non è quello dei poveri migranti che sono costretti a abbandonare il proprio paese e devono andare a lavorare altrove. È un lavoro che bisogna farlo, ci si prende, si va a farlo dove c'è richiesta e dopo si torna a casa, sapendo che le capacità e per usare un termine contemporaneo, le professionalità acquisite garantiscono la possibilità di trovare occupazione, di reperire lavoro e di guadagnare a sufficienza per la copertura delle spese annuali. In questo clima la provincia di Udine leggermente cresce continuamente, cresce dotandosi di strutture, le infrastrutture ferroviarie, cresce dotandosi di strutture culturali. Una delle prime cose che viene inserita a Udine dall'arrivo della nuova amministrazione italiana, quindi da Quintino Sella e Pacifico Valussi e l'entourage che ruota attorno a loro, che è un gruppo che più o meno rimane costante, di cui fa parte anche Giovanni Marinelli e di cui tratto comune è avere il funerale civile coperti dalla bandiera d'Italia, quindi un chiaro segno di appartenenza a delle logge o dei gruppi di pensiero non molto allora molto progressisti, sicuramente, ma non molto affini all'establishment pregresso, e fare la scuola e istituto Zanon, cioè un istituto nel quale costruire, la classe dirigente. Non era un'università, perché l'università non era poteva essere ancora appetibile e aperta, costruita, però l'idea è quella di creare nei fatti una struttura scolastica di formazione per non dover reperire altrove appunto i quadri dirigenti o dover mandare quei pochi che erano in grado di poter, frequentare le scuole, doverli mandare altrove a formarsi, col rischio che rimanessero, come tutti quanti quelli che vanno a studiare altrove, che rimanessero nei luoghi dove passano il tempo a studiare, perché scoprono che un mondo è diverso e forse talvolta più interessante e più, attrattivo. E quindi è un piccolo riferimento alla questione anche dei cervelli in fuga o dei cervelli che ormai sono fuggiti e non sono forse solo fuggiti. Nel contempo, dall'altra parte del confine, Trieste è diventato uno dei luoghi principali di destinazione dell'immigrazione del Friuli. Ancora oggi uno dei cognomi più diffusi a Trieste è Furlan, che qui lo dicono con accento sbagliato, ma è una chiara, indicazione di origine denominazione di origine controllata. Trieste è diventata la quarta città dell'impero, uno dei poli economici principali di tutto quanto l'impero, ha avuto uno sviluppo straordinario, prima ho dato l'indicazione demografica, ma un sviluppo tale per cui alla vigilia della guerra ci saranno
7 linee ferroviarie che arrivano nelle 2 stazioni di Trieste. 2 perché la prima, quella della meridionale, la famosa linea che partiva da Milano e arrivava a Vienna, è stata ceduta ai Rothschild perché lo Stato asburgico non era in grado di gestirlo, e quando a sua volta lo Stato deve costruire un'altra linea ferroviaria, la Transalpina, la Bochain, quella che parte da Trieste e sale a Gorizia lungo il Carso, poi tutta la valle dell'Isonzo, arriva a Jesenice e quindi attraverso la Rudolfiana si collega a Villach, a Villaco. Quando costruirà questa dovrà fare un'ulteriore stazione che sarà grande più o meno come dimensione a quell'altra, però distinta e distante i 3 chilometri da quella ex della meridionale, che è quella attuale principale di Trieste. L'altra stazione è quella in Campomarzio, tra l'altro a qualche centinaia di metri dal mio dal dipartimento presso il quale lavoro, sulle rive, forse diventerà finalmente un museo ferroviario. L'importanza della ferrovia relazionata a Trieste, per darvi un'idea, ho voluto proporvela attraverso le 2 facce di una moneta da 20 euro coniata dalla Repubblica Austriaca nel 2007, per ricordare la ferrovia meridionale, e se su un lato c'è una locomotiva, sull'altro lato c'è la locomotiva stessa che entra all'interno della stazione di Trieste. E se l'Austria sente il bisogno nel 2007, cioè quasi un secolo dopo la perdita di quella città, di ricordarla in questa maniera, se non altro, come direbbe Agatha Christie, è un indizio che ci suggerisce forse una relazione fra l'importanza della città e l'impero e quel periodo in quella fase. Quindi il fatto che esista Trieste e che esista da una parte del un mercato del lavoro molto importante in quella città, e che il mercato del lavoro attragga una buona parte dei migranti friulani, fa sì che le relazioni tra Friuli e Trieste, ancora non Venezia Giulia, fossero in questa fase sicuramente molto intense, e che sicuramente fossero di reciproco vantaggio. Dopodiché una buona parte dei friulani si fermavano, il cognome l'abbiamo detto, ancora oggi buona parte dei cognomi di Trieste coincidono per una parte della città con quelli che sono nelle altre parti del Friuli, e derivano da questa compresenza. Alla vigilia allo scoppio della guerra, nell'estate del 1914, quando l'Austria e quindi i territori di Trieste e di Gorizia entrano in guerra e i loro cittadini maschi indossano l'uniforme e partono verso il fronte in Galizia, nell'attuale spazi di guerra, quasi negli attuali spazi di guerra dell'Ucraina, alle 2 stazioni ferroviarie confinarie di Cormons e di Pontebba vengono conteggiati solamente fra giugno e luglio circa 90.000 immigrati che rientrano in Friuli. 90.000 maschi, uomini che rientrano su una popolazione di circa 600.000, possiamo pensare che equivalgono a un uomo per famiglia, considerando la composizione dei nuclei familiari, tutta una serie di elementi. Che vuol dire che l'immigrazione è la base sulla quale si regge l'economia friulana, che si interrompe di colpo a metà stagione del lavoro nell'estate del 14, costringendo le persone a rientrare, senza aver raggranellato quattrini adeguati a sufficienza per coprire le spese dell'anno. Il 1914 è nei comuni del Friuli un anno disastrato e disastroso. Non c'è lavoro, c'è una quantità di persone superiore alla media, non ci sono le risorse per né dar lavoro né dar loro da mangiare. I giornali del tempo si riempiono di articoli di proteste veementi da parte degli amministratori locali, di tentativi di pressione da parte dei parlamentari e dei politici locali nei confronti dello Stato romano, dello Stato centrale, per intervenire su questa provincia, che ha una situazione più o meno analoga anche nel Bellunese. Non è che siamo soli e unici, però così forte solo qua, e che è un problema che viene risolto solamente con i nuovi atteggiamenti dell'Italia nei confronti del conflitto, ovvero con l'entrata con l'addestramento dei militari, la chiamata alle armi dei soldati, da un lato, e l'inizio delle costruzioni delle opere militari nel territorio, in particolare della montagna, da utilizzare in funzione della difesa da quello che fino a quel momento è l'alleato austro-ungarico.
Lo scoppio della guerra, che arriva nel maggio dell'anno successivo, individua nel confine orientale, cioè nel territorio che separa il Friuli dal litorale asburgico, quello sul quale puntare maggiormente, in particolare nella zona di Gorizia, perché c'è l'unico tratto delle Alpi che è aperto tutto quanto l'anno, che non presenza un ostacolo fisico determinante per impedire l'accesso, ed è l'unico spazio che potrebbe consentire di sfondare le linee asburgiche, arrivare a Lubiana, prendere Trieste alle spalle e da lì, secondo i piani dell'esercito italiano, giungere trionfalmente fino alle mura di Vienna. Quest'idea, questo progetto di guerra lampo, quantomeno di strategia, di fine strategia, sbatte contro una realtà tremenda che sono le nuove modalità della guerra. Per cui per 2 anni e mezzo il conflitto si sviluppa in una fascia strettissima, larga al massimo una decina di chilometri di profondità, che va dal mare fino oltre fino alle Alpi Giulie, fino all'alto, e che non coinvolge il resto del territorio. Per 2 anni e mezzo, da una parte il Friuli, dall'altro Trieste o anche parte della del cranio, di tutta la zona a est di questo confine, rappresentano le 2 grandi retrovie della prima guerra mondiale, nelle quali si sostiene, si guarda ai combattimenti che si sviluppano lungo la valle dell'Isonzo e sul Carso, ma non accade altro. Non accade altro fino a Caporetto, quando, per scelte tattiche completamente diverse che ribaltano le modalità di combattimento fino a quel momento, l'esercito austro-ungarico e tedesco riescono a sorprendere la seconda armata nella alta valle dell'Isonzo, sfondare le linee difensive, e nasce quella grandissima ritirata che avrà degli esiti disastrosi per quanto riguarda il Friuli. Ha esiti disastrosi perché nella fuga precipitosa vengono fatti saltare, per esempio, tutti quanti i ponti che erano stati costruiti nella gran parte, proprio nel decennio precedente. Moreno prima ha fatto riferimento al mio paese, Sagrado. Sagrado ha un ponte sull'Isonzo ancora oggi, che viene inaugurato nel 14, nell'estate del 14. Nel maggio del 15 gli austriaci, ritirando, lo fanno saltare. E difatti era inizialmente il ponte a 3 campate, le 2 campate attuali sono quelle di quella volta che sono state recuperate, però quel ponte poi viene ristrutturato durante il conflitto dagli italiani, che lo bruciano, insieme ad altri nella fuga, dopo Caporetto, viene ricostruito dagli austriaci nell'anno di permanenza, e per essere di nuovo distrutto nel novembre del 18, quando gli austriaci si ritireranno. In una pubblicazione dell'esercito, fra la fine del 18 e gli inizi della prima parte del 19, nella provincia nel Friuli, vengono ricostruiti 91 ponti da parte dell'esercito, senza contare quelli ferroviari. Cioè, in pratica, tutto l'investimento che è stato fatto, dal punto di vista infrastrutturale sui ponti, era stato distrutto, rifatto nel giro di un paio d'anni. Ma non tanto il problema è rappresentato dai ponti, quanto dall'occupazione del 1918 del Friuli da parte dell'esercito austro-ungarico, il quale non ha assolutamente le risorse per sopravvivere e ha l'ordine di rimanere sul posto e di prelevare tutto quello che serve per mantenere l'occupazione, per rifornirsi. Ho avuto modo un paio d'anni fa di consultare l'archivio della procura l'archivio del tribunale di Pordenone, i documenti relativi alla pretura di Pordenone, relativi alla richiesta dei danni di guerra. La richiesta dei danni di guerra era funzionale ovviamente a un rimborso, ma soprattutto prevedeva una procedura in cui veniva descritta accuratamente quello che era successo alle proprietà di cui si chiedeva il rimborso e come era accaduto. Mentre alcuni proprietari sono estremamente espliciti e sintetici nel definire cosa è successo. Uno dei proprietari di uno dei cotonifici di Pordenone dice: come è noto, l'esercito italiano in fuga ha bruciato
la fabbrica con tutto quello che c'era dentro, quindi chiedo 16 milioni,3, mi ricordo questa cifra, 300.000 lire di indennizzo allo Stato italiano. Ma la società a tutti i livelli viene depredata dalle risorse alimentari, i metalli presenti in casa, dagli animali, dal legname, da qualsiasi cosa. Il 1918 in Friuli è ricordato perché l'ultimo anno, o il primo anno dopo un secolo in cui si muore di fame per le carenze e per distruzioni complessive. Quindi il Friuli, alla fine della guerra, dopo un unico anno neanche di guerra combattuto, ma di guerra d'occupazione, si ritrova in condizioni analoghe alla fascia posta fra le sue isole sul Carso, nella quale si era combattuto e nel quale le distruzioni erano state praticamente totali. Fascia al cui interno c'è la città di Gorizia, che è l'unica città all'interno della prima guerra mondiale che si trova esattamente al centro dei combattimenti, e per questo motivo si riduce nelle condizioni che è alla fine della guerra, cioè completamente rasa al suolo. Il bottino della guerra prevede l'annessione di tutta una serie di territori. Prevede l'annessione di quella che, grazie a Dio, Isaia Ascoli definiva la Venezia Giulia, nella sua definizione ambigua e incerta, che ambigua e incerta perché si sa dove cominciava dove finiva la Venezia propria, ma non si sapeva esattamente dove finiva, perché era difficile definire fino a dove c'era la cultura italiana, fino a dove c'era una tradizione italiana, da dove in poi cominciava la cultura degli sloveni e dei croati, o di altri. Il bottino della guerra comprende l'intero litorale adriatico e comprende anche altre parti che col litorale adriatico e con la tradizione italiana, o quantomeno latina, non avevano assolutamente nulla a che fare. Viene annessa la Val Canale, il territorio che da Pontafel va fino a Coccao, a Tarvisio, un'area che non aveva nulla di friulano, non aveva nulla di latino, era abitata da Vindiš, da sloveni che si sentivano pienamente sudditi asburgici, in cui non c'era praticamente ombra di italiano, ma è una preda di guerra che è utile per portare il confine fino ai luoghi in quali si potranno controllare le valli della Gaia e della Sava, e quindi dominare per esempio Villach e parte della Nuova Austria. Venne annesso il distretto di Idria, nella parte orientale a est della contea di Gorizia, importantissimo perché ha una miniera di mercurio, e viene annesso il distretto di Postumia, altro posto molto poco italiano di memoria o latino, però che garantisce il controllo della via d'accesso verso la piana di Lubiana e così via. In questa maniera venne costruita la Venezia Giulia, una Venezia Giulia che comprende i territori che stanno attorno a Trieste. Olinto Marinelli, figlio di Giovanni, quello che Olinto è forse il principale geografo del Novecento, della prima metà del Novecento, che ha sede universitaria a Firenze, ma continua ad andare su e giù con Udine. Lui parla chiaramente della necessità di creare una regione Giulia, come la chiama lui, nella quale ci sia una città di riferimento, Trieste, e due grandi aree periferiche rurali, da un lato il Friuli, dall'altro l'Istria, che fanno riferimento e che convivono all'interno di questa grande regione unita. La costruzione amministrativa però dello Stato italiano non prevede una situazione regionale ancora, e quindi la prima cosa che viene fatta è annettere i nuovi distretti all'ex contea di Gorizia, trasformare tutto quel territorio nella grande provincia di Gorizia. Quindi una provincia di Gorizia che va dalle Alpi Giulie fino al mare, prende dentro Cervignano e arriva fino ai rilievi che sovrastano Trieste, quindi fino a Sesana o vicina e le parti qui sopra. È una realtà molto grande dal punto di vista dell'estensione superficiale e per quanto riguarda anche il numero degli abitanti, che però presenta alcuni problemi legati alla ricostruzione. Prima di tutto, contiene al suo interno tutto quello che è stato distrutto fisicamente, nella prima guerra, e soprattutto non mette assieme delle realtà politiche, nel caso le organizzazioni politiche degli sloveni da un lato e dall'altro i nuclei operai e sindacalizzati che ruotano attorno al cantiere di Monfalcone,
che era prima della guerra il più grande stabilimento siderurgico del litorale e che occupava circa 12.000 operai, che su una realtà che ha circa 40.000, 50.000 abitanti vuol dire una presenza capillare in tutto quanto il territorio. E questa nuova provincia si presenta in maniera complicata rispetto alle istanze di nuova italianità che vengono portate avanti. Le province orientali italiane non conosceranno mai l'Italia liberale, come per esempio l'ha conosciuta la provincia di Udine, non conosceranno mai il dibattito, la presenza di confronto, politico, culturale, economico. Mhmm, le province orientali passano direttamente dall'occupazione militare successiva al novembre del 1918 all'amministrazione fascista. All'amministrazione violenta e fascista che si esprime nei modi, nei tempi che, adotterà nel resto d'Italia con la marcia su Roma e quel periodo, ma qui lo anticipa di un paio d'anni. Se la marcia su Roma dell'ottobre del 22, il rogo del Narodny Dom o delle battaglie, delle barricate a San Giacomo a Trieste sono dell'estate del 1920, di 2 anni prima. E la stessa cosa accade nel territorio della contea e del Monfalconese, per cui nel 1921, quando ci sono per la prima volta le votazioni politiche, la circoscrizione elettorale di Gorizia si comporta in maniera completamente anomala rispetto a tutto quanto il territorio nazionale. Dei 5 deputati che manda a Roma, 4 sono sloveni e l'unico che non è sloveno come appartenenza politica è un comunista. E quindi si tratta di una realtà che è completamente anomala rispetto a tutto quanto il bacino elettorale nazionale, che avrà le conseguenze di cui parleremo fra poco. Conseguenze più importanti, più pesanti, sono quelle che invece accadono nella provincia di Udine dopo la fine della guerra. Il conteggio dei danni fatto dalla deputazione provinciale, non a caso presieduta da quel Francesco Musoni che abbiamo visto prima e che quindi applica i suoi strumenti di conoscenza del territorio anche nel censimento delle distruzioni e dei danni subiti dalla guerra, il conteggio dei danni è enorme. Musoni nella sua relazione scrive che è come se tutte le rimesse dei 40 anni precedenti ai migranti fossero state bruciate in un colpo solo. È come se il Friuli fosse tornato alla situazione analoga a quella che lo aveva visto entrare nell'Italia nel 1866. Ci sono dei danni enormi da ripagare, per la quale le persone e gli enti avrebbero diritto di un rimborso, però c'è un piccolo problema. L'Italia, dopo aver fatto la guerra, non è uno Stato ricco, non è uno Stato che dispone di risorse, anzi è particolarmente indebolito e si trova davanti a un grande problema. O da un la non ha le risorse per tutto e se da un lato c'è un Friuli che ha bisogno di essere ricostruito per poter riprendere quei primati che stava raggiungendo, gli indici di sviluppo della provincia di Udine prima della guerra li collocano ai livelli principali del Nord Italia. Col se, coi ma non si fa assolutamente ragionamento, però sicuramente se non ci fosse stata la guerra il gap fra il Friuli e il resto del Nord Italia non sarebbe rimasto lo stesso nel corso del Novecento. E lo Stato italiano quindi si trova da un lato a dover ricostruire il Friuli, dall'altro a dover rifornire la città di Trieste dei mezzi per sopravvivere. Trieste non può vivere più senza l'impero asburgico. Era il porto principale, praticamente l'unico dell'impero, quello attorno al quale ruotava tutta l'economia commerciale. Con il passaggio all'Italia, il porto di Trieste diventa uno dei tanti porti dell'Adriatico, anzi, l'ultimo in fondo a destra. Periferico, senza i capitali imperiali, senza più l'arrivo di persone dall'esterno, di imprese, e quindi deve essere sostenuto dallo Stato perché l'Italia, bene o male, ha fatto la prima guerra mondiale per Trento e Trieste e non può deludere l'aspettativa di un clima italiano che è stato sorretto e sviluppato in questi anni per ottenere questo obiettivo e ne può neanche dichiarare di aver perso circa 600.000 morti più un numero doppio di invalidi per degli obiettivi cui non valeva la pena.
e quindi l'Italia decide di puntare su Trieste e di abbandonare il Friuli. Quindi il Friuli non è più in grado in questo momento di ricostruire la propria struttura economica interna e contemporaneamente non ha più la possibilità di ripercorrere le vie del lavoro che venivano utilizzate prima del conflitto da parte dei migranti. Il mercato del lavoro della Germania non esiste più, delle Germanie. Né la Germania né l'Austria-Ungheria, tra l'altro questa seconda spezzettata in tanti piccoli stati, non è in grado di accogliere lavoro dall'estero. Non è più possibile la migrazione temporanea, non più almeno nei modi come era prevista, e non ci sono lavori, non c'è occupazione sufficiente all'interno. Da questo momento parte un'emigrazione, di nuovo, che però non si svolge più nei modi della temporaneità, bensì diventa permanente. Tutto l'anno andare a occupare gli spazi di lavoro dove viene richiesto anche nell'Europa occidentale, per esempio in Francia, dove sono morti 1.400.000 soldati e la società si basava fondamentalmente su aziende agricole con un unico figlio maschio che, essendo venuto meno combattendo sulle trincee, c'è bisogno di qualcun altro che vada a occuparlo. E la Francia fa la scelta di prendere italiani del centro e del nord, quindi friulani compresi, e polonesi, come dicono loro, e polacchi. E da questo momento e quindi il Friuli comincia a impoverirsi, a spogliarsi del proprio personale, e lo fa vedendo dall'altra parte una realtà, Trieste, che invece dalla guerra risorge con finanziamenti, risorge con sostegno. Il cantiere di Monfalcone, che bene o male rappresentava uno degli elementi principali dell'industria triestina, perché i capitali vengono da là, viene ricostruito immediatamente e parte, riprende con la forza lavoro analoga a prima della guerra nel giro di un paio d'anni, e Trieste si afferma, è presente nella mentalità degli italiani, nella conoscenza, ottiene nuove trasformazioni, si trasforma come città, arriverà a avere anche l'università. Arriverà a avere tutta una serie di nuove trasformazioni interne che la trasformano e la mantengono come città. Trieste era già città, nel senso più pieno del termine, l'unica compresa nello spazio fra Venezia e Vienna, prima della prima guerra, e continua a rimanere città, con tutti i servizi e con tutte le dotazioni, città ricca anche dopo la prima guerra, dopo quello che è successo. I Friuli invece no. I Friuli non ce la fa e i finanziamenti da parte dello Stato non arrivano neppure quelli promessi. A 5 anni dalla guerra e neanche il 12% dei danni quantificati è stato erogato dall'Istituto di Credito Federale di Credito nella provincia di Udine. Cioè c'è di fatto un abbandono del quale però a questo punto c'è evidentemente una parte privilegiata e una parte penalizzata. E questo secondo me è il momento in cui inizia la spaccatura, la divisione, la contrapposizione per la prima volta fra Friuli. E non tanto Giuliani, che è un nome eccessivamente generico, quanto nei confronti di Trieste. Questa separazione rimane durante il ventennio, il Friuli non ha interventi tali che sorreggano la sua struttura, a parte, che è già un intervento però enorme, le bonifiche della Bassa che non a caso, che sono talmente dirompenti come fenomeno che per essere gestite viene chiamato l'ex prefetto di ferro di Palermo, Cesare Mori, che viene casualmente promosso ed esautorato dalla gestione della lotta alla mafia nel capoluogo della Sicilia, e da questa funzione viene mandato a gestire lo scontro fra i gruppi di potere per la bonifica della Bassa Friulana, che è una cosa, un passaggio evidentemente dirompente all'interno della comunità della provincia di Udine per la sua forza. Viene messo all'opera uno spazio circa analogo a un quarto del totale della superficie agraria della provincia di Udine, che diventa di colpo attivo, produce ed è ancora oggi nelle stesse dimensioni quantitative presente e coltivato dopo quasi dopo oltre 70 anni. Quindi siamo in un'area molto forte ed è l'unico
iniziativa economica forte che viene introdotta in regione, a parte Tor Viscosa, che è legata alla questione delle bonifiche, ma che è legata anche alle politiche di autarchia e di individuazione di autonomie locali. Arriviamo in questa maniera, per non farla lunga troppo e non uccidervi con le mie parole, con la noia della mia faccia, alla fine della seconda guerra mondiale, con tutti quei disastri che avvengono durante la seconda guerra e subito dopo la guerra, ma si arriva di fatto al trattato del confine, al trattato che identifica una linea di demarcazione fra l'Italia e la Jugoslavia e il territorio libero di Trieste, di cui dopo vedremo fra poco, ed è il confine del 10 febbraio del 47. Il 10 febbraio è la data in cui viene celebrato il giorno del ricordo per legge italiana. Quindi una tragedia come quella dell'esodo e delle foibe che avvengono proprio nelle aree del confine orientale viene celebrata nel giorno stesso in cui l'Italia ha sottoscritto le proprie responsabilità nella seconda guerra mondiale, firmando il trattato di pace. Col trattato di pace c'è una cessione di uno spazio enorme, cioè la gran parte di quella che grazie a Dio Ascoli individuava come Venezia Giulia alla Jugoslavia, in buona parte, ma soprattutto viene identificato un confine definitivo che passa rasente Gorizia, cioè lascia una stazione della ferrovia e una linea ferroviaria all'Italia, uno alla Jugoslavia, ovvero ciascuna delle stazioni goriziane va a uno stato diverso, il confine passa parallelamente alla strada che da Monfalcone raggiunge Gorizia in maniera da poter lasciare l'asse di collegamento e finisce di fatto alla periferia della cittadina monfalconese, più o meno dove oggi c'è il casello dell'autostrada. Questo accade nel febbraio del 47 e nel giro di 2 mesi e mezzo circa la sottocommissione della Commissione del 75 della Costituente, quella parte di parlamentari eletti per scrivere la Costituzione dell'Italia che si occupa anche dell'organizzazione dello Stato, introduce quelli che saranno gli articoli 116 e 131 l'idea, anzi l'affermazione che ci debba essere una regione che si chiama Friuli Venezia Giulia. Ed è una cosa straordinaria perché in questo momento le due parti si distinguono molto chiaramente all'interno dei confini. Friuli è, se vogliamo, il territorio dell'ex provincia di Udine, più quello dove si parla il friulano, e la Venezia Giulia quello che rimane a occidente. E la Venezia Giulia in questo momento, di fatto, se consideriamo che Gorizia è una città sì italiana, ma dove per esempio viene fondata la filologica friulana, dove una buona parte della popolazione è slovena, quindi non propriamente giuliana, da Venezia Giulia è costituita dal mandamento di Monfalcone, dove si parla bisiaco, quindi per ritornare alla discussione originale. Una realtà che in quella data ha poco più di 50.000 abitanti, troppo poco per essere una regione per conto suo. Neanche il Mosilise ha così pochi abitanti, neanche la Valle d'Aosta, non si può. E le promesse che erano state fatte, gli impegni che erano stati fatti per la creazione di una regione Friuli e basta, devono essere rimangiati perché non si può creare un'isola, una monade giuliana che vaghi a nord-est, solitaria come regione. E quindi diventa questa regione Friuli Venezia Giulia col trattino, con definizione inventata da un deputato veronese, perché questo è anche la divertente, non è neanche le parti interne che riescono a elaborarla, però che chiaramente a quel punto esiste, o meglio esiste sulla carta, visto che è una regione a statuto speciale, quindi diversa da gestire in maniera diversificata rispetto alle altre, però la Sicilia è diventata regione autonoma con decreto regio del 46 e quindi la Repubblica se la fa propria. La Sardegna, la Valle d'Aosta e l'allora Trentino Alto Adige lo diventano da subito col 1948, per il Friuli Venezia Giulia si rimanda per l'incertezza della situazione. L'incertezza della situazione che è legata a dei problemi contingenti, per esempio a Gorizia non c'è un'amministrazione provinciale fino al 1951, c'è un'amministrazione da parte di un prefetto e mancano gli organismi elettivi, ma c'è soprattutto la questione di Trieste. Il fatto che nessuno
dimenticavo la questione di Trieste. A Trieste viene lasciata come strato cuscinetto, viene identificato un territorio libero di Trieste, una zona amministrata dalle forze alleate che hanno vinto la seconda guerra mondiale, e la Jugoslavia viene considerata e riconosciuta come una delle forze armate che ha vinto la seconda guerra mondiale. E quindi, come a Berlino ci sono i 4 cantoni, tedesco, francese, inglese, americano e russo, nel territorio libero ci sono i 2 cantoni, da un lato gli anglo-americani, dall'altro gli jugoslavi. La zona A e la zona B. La zona B, quella Jugoslavia, nel giro di poco tempo entra nel sistema organizzativo dello Stato jugoslavio. La zona A inizialmente viene vista come un possibile cuscinetto, una possibile area intermedia fra est e ovest, siamo già nel clima della futura guerra fredda, della divisione fra sfere di importanza, e questa suddivisione Trieste potrebbe svolgere un ruolo centrale. È una città nella quale gli americani fanno arrivare i finanziamenti del piano Marshall, del recovery plan di ricostruzione dell'Europa, che si ricostruisce il proprio tessuto economico e produttivo da subito, mentre nel resto del nord-est, anzi dell'est del nord-est, tutto questo non accade. Anzi, il Friuli si ritrova di nuovo nella situazione precedente di una assenza di intervento e di cura da parte dello Stato nei confronti dell'economia locale, con riproposizione di percorsi di migrazione e percorsi di depauperamento del territorio. La situazione però di precarietà di questo confine, secondo me, era implicita nella costruzione della Costituzione. È impensabile che i padri costituenti abbiano pensato di poter elaborare e pensare una regione Friuli Venezia Giulia che escludesse Trieste e che si accontentasse di una Venezia Giulia che prima arrivava fino a Pola, fino a Fiume, o addirittura anche più in giù, secondo le definizioni adottate dopo l'occupazione della Jugoslavia da parte dell'esercito italiano, che appunto comprendevano per esempio la Dalmazia, e davanti a situazioni del genere si accontentarsi di una Venezia Giulia che si ferma al casello dell'autostrada di Monfalcone ancora da costruire. Era implicito, secondo me, un accordo anche con la Jugoslavia sul fatto che la Trieste sarebbe prima o poi rientrata in Italia, ma c'era bisogno di lasciar decantare la contrapposizione tra le 2 parti, di rasserenare un po' il clima per poterlo fare senza grandi rischi e grandi strepiti. In Italia si continua a volere lì Trieste. Nilla Pizzi vince il Festival di Sanremo cantando Vola Colomba, che è un inno al ritorno di Trieste. Vengono prodotti dei film, c'è tutta una serie di produzione di articoli, di giornali che ricordano continuamente la necessità e l'importanza di Trieste per l'Italia, e quindi nel 1954, quando si decide il ritorno dell'Italia, la cosa avviene in termini abbastanza tranquilli. Dalla Jugoslavia, per esempio, non c'è nessuna protesta, se non l'appropriazione di una striscia sottile di confine sopra Muggia, che consente agli jugoslavi di controllare pienamente, dal punto di vista dei militari, stiamo vedendo adesso cosa possono fare i cannoni, controllare completamente il porto di Trieste. E quindi il confine, che prima era più o meno, lo ripeto ancora, sul casello dell'autostrada di Monfalcone, dove c'è la cartiera, cui si riferisce la prima fotografia, il confine viene spostato di qualche decina di chilometri, con cartelli che, come vedete, sono più o meno analoghi, con delle varianti legate a dei writer locali, a cambiare, a sovrapporre la scritta Stato alla scritta Stato qualche altro epiteto non necessariamente ufficiale. E quindi, arrivati al momento dell'unione complessiva del Friuli con la Venezia Giulia, quindi di una Venezia Giulia che ricomprende al suo interno la città, può anche nascere la regione. E nasce la regione che si chiama Friuli-Venezia Giulia, come c'è il trattino fra Emilia e Romagna,
che viene approvata la cui carta fondamentale, lo statuto, viene approvata nel gennaio del 63, subito dopo ci sono le votazioni e la prima seduta del Consiglio regionale avviene nel maggio del 64 nell'aula consiliare di Trieste. Perché anche se Trieste è la città più periferica, più eccentrica di tutto quanto il territorio e viene quella per la quale è più difficile il raccordo con le altre parti della regione, più complicato, materialmente è complicato arrivare a Trieste dalle altre parti, è l'unica città di tutta la regione, l'unico centro che raccolga al suo interno tutta una serie di servizi e di peculiarità che la distingue al territorio. Quindi viene accettato di fare il capoluogo regionale a Trieste. In cambio, non si sa quanto sottoscritto, i presidenti della giunta regionale saranno sempre friulani per almeno i primi 30-40 anni della regione. Non c'è mai un triestino alla presidenza fino a Illy e Antonione. È uno scambio sul territorio. Però cosa succede? Succede che nel frattempo, questa è la regione come viene indicata dalla guida del Touring Club, che ha bisogno di mettere l'accento sulla U, quindi Friuli, mi raccomando, non come Paolo VI dirà per il terremoto, sei il Friuli. È una qualcosa che esiste su in alto a destra dell'Italia, che però a parte Trieste non viene conosciuta. Non viene conosciuta, non viene utilizzata se non per la stragrande maggioranza dei maschi in età giovanile che sono costretti a fare la leva e vengono a passarla all'interno del Friuli Venezia Giulia. Questo cartello che fino a qualche anno fa era visibile in ogni tratto di una fascia di una quindicina di chilometri dal confine, è la testimonianza del fatto che il Friuli Venezia Giulia è una regione di confine, ma non è tanto un confine normale quanto il confine che separa le democrazie occidentali dalla sfera di influenza dell'Unione Sovietica, anche se c'è la Jugoslavia in mezzo che dal 48 al 55 si addestra a difendersi da un'invasione sovietica. Il territorio intero viene piegato agli interessi dei militari. Moreno se ne occupa da molti più anni di me e segue con molta più attenzione, però circa 200-250.000 maschi ogni anno vengono a passare il servizio di leva nelle caserme del Friuli Venezia Giulia. Il territorio è letteralmente coperto da strutture fisse, da servitù militari, da modalità di convivenza fra militari e società che condizionano tutto quanto lo spazio. Ci sono delle realtà in cui ci sono più militari nei centri abitati che cittadini. Militari che si pongono in competizione con la comunità. Le pizzerie in questa regione si diffondono fondamentalmente per dare la possibilità ai militari di andare a mangiare qualcosa a basso costo fuori dalle caserme durante la libera uscita, qualcosa che gli ricordi molto spesso le loro aree di provenienza. I bar sono differenziati fra indigeni e non indigeni. Però anche la presenza dei militari porta soldi, porta un'economia, mette in movimento una serie di opere e di attività lavorative e finanziarie che sono molto importanti e che non vengono mai prese in considerazione se non quando verranno meno alla fine del periodo. Però la presenza militare porta anche un'altra eredità molto pesante. Se in questa fascia verde sul confine è vietato fare fotografie, cinematografie, rilievi, schizzi, usare binocoli o cannocchiali, come recita il cartello, da quella zona, ma fino al tagliamento abbondante e prevalentemente e un po' anche più in là, di fatto non viene introdotto neanche un'attività economica che accolga un numero adeguato di personale lavoratore. Di fatto non ci sono grandi fabbriche, non ci sono grandi strutture che sostengono l'economia del Friuli, mentre Gorizia e Trieste nello stesso periodo vengono sostenute attraverso leggi speciali per le aree di confine che di fatto
consentono a quelle economie di sopravvivere e di mantenere degli standard non molto distanti da quelli che avevano negli anni precedenti. In questa fase la contrapposizione tra Friuli e fra Friuli e Trieste, Venezia Giulia secondo me è improprio utilizzarlo come termine, si aggrava, diventa più pesante. Diventa anche pesante perché contemporaneamente ci sono alcune soluzioni di continuità nella storia del territorio. Pordenone e l'area di Pordenone, la destra tagliamento, che è quella più distante dal confine ed è quella più a contatto con il resto d'Italia, per una serie anche di specificità locali. Zanussi è una specificità locale, c'è poco da fare, riesce a mantenere uno sistema economico produttivo più avanzato e manifatturiero più avanzato del resto della regione. Ha istanze monetarie diverse, ha velleità di relazioni diverse rispetto a quelle del Friuli, chiuso fra confine e Trieste da un lato e dall'altro, non aveva neanche una grande convinzione di rimanere nella regione Friuli Venezia Giulia nel momento in cui si dibatte al Costituente i confini del Friuli Venezia Giulia. E quindi nasce la provincia di Pordenone nel 68, una delle 3 province che nascono nel secondo dopoguerra in Italia fino al boom degli anni '90. Ci sono solamente 3 casi in tutto il paese di spezzettamenti amministrativi. E dall'altra la grande soluzione di continuità è il terremoti del 1976, del maggio e del settembre. La soluzione non è rappresentata tanto dal disastro del terremoto quanto dalla ricostruzione e dalle scelte che vengono fatte della ricostruzione e infine, per la prima volta, dalla quantità di quattrini che arriva in questo territorio legato alla ricostruzione. La quantità di quattrini è enorme, non solamente viene ben utilizzata, ma è tantissima e consente un rinnovo completo dell'apparato produttivo e anche delle metodologie di lavoro. Da quel momento in poi, anche se alcuni studi fin dal 1980 dicono che c'era già un avvio in piedi, ma prima del terremoti, solamente dai terremoti in poi di fatto c'è una trasformazione per cui la provincia di Udine smette di essere il meridione del nord, la regione più povera e con più alto tasso di migrazione di tutto il nord Italia, comincia a far rientrare i propri migranti sulla base di una nuova struttura manifatturiera e produttiva che prima non c'era, fa rientrare i migranti, blocca l'emigrazione e nel giro di alcuni decenni arriva anche a diventare un polo di attrazione di migranti dall'estero. Dall'esterno della regione e dall'estero, come testimonia tutta una serie di strutture produttive in quali i migranti degli ultimi anni sono presenti. La rinascita economica della provincia di Udine e del Friuli nel suo complesso avviene in una fase in cui la contrapposizione confinaria fra est e ovest che aveva sostenuto la cortina di ferro, il confine, tutte le attrezzature e la politica di sostegno alle aree di confine non funziona più. C'è una progressiva distensione, addirittura nel momento in cui c'è la ricostruzione del terremoto arrivano degli aiuti dall'est e per la prima volta entrano sia i jugoslavi che i russi attraverso gli aiuti jugoslavi e russi attraverso le varie associazioni e strutture che sostengono la ricostruzione, arrivano in Italia in Friuli, viene meno l'esigenza di tutelare, di munire questo confine e progressivamente si arriva a una situazione per cui non è più pericoloso investire e costruire infrastrutture produttive. Si fanno le autostrade, si ammoderna la rete stradale, si lascia avviare una produzione occupazionale adeguata. In questo clima la contrapposizione e lo spirito di rivalsa, più che giustificato da parte Friuli, ha un altro aspetto, c'è una volontà di distinzione che non è solamente nel momento occupazionale, ma anche nel momento culturale. C'è la nascita dell'Università di Udine, che è uno dei 2 elementi, una delle 2 condizioni che vengono poste per la ricostruzione del Friuli.
L'Università di Udine, che è l'equivalente della scuola Zanon, che viene costruita, se vogliamo, all'indomani dell'Unità d'Italia nel 66, che è l'equivalente dell'università richiesta dagli italiani di Trento e di Trieste all'Austria prima del 14, concessa ovviamente solo dallo Stato italiano successivamente, perché è il luogo nel quale formare e costruire la propria classe dirigente locale e creare una struttura di collegamento fra il territorio e l'elemento di analisi, di ricerca e di riflessione che è l'università. L'Università di Udine, che è sacrosanta, però si sviluppa e oggi è in competizione netta con l'Università di Trieste. Sono due università di fatto quasi gemelle, che competono sullo stesso bacino di studenti, perché a est c'è la Slovenia e a ovest c'è il sistema veneto, che non è facilmente scalfibile dalle iniziative delle delle università friulane, che non collaborano se non formalmente e che di fatto rappresentano uno degli elementi del mantenimento della contrapposizione fra le due parti. Questa contrapposizione che trova sempre meno giustificazione col passare degli anni, in particolare dopo la caduta del muro di Berlino e dopo il 1991, dopo la deflagrazione della Jugoslavia e la nascita delle repubbliche di Slovenia e di Croazia. Nell'immagine quella più piccola, dove c'è scritto il petto, i carri armati saranno quello sullo sfondo è il valico della Casa Rossa. È la battaglia che si svolge durante la guerra di indipendenza della Slovenia, i 15 giorni, che come accade adesso in Ucraina, arrivava fino alle porte dei confini anche di allora. Nel 91 la Slovenia nasce, cade il muro, cade la contrapposizione, crolla il sistema dei paesi socialisti sovietici, l'economia di mercato si afferma come unico strumento di lettura della società vincente, di gestione della società vincente, e il Friuli Venezia Giulia, la regione, si trova a essere nella situazione, in teoria ideale, di poter svolgere il ruolo di tramite fra est e ovest. Se avesse avuto una regione coesa, una regione che lavorava nel suo complesso, forse sarebbe riuscita a ottenere e a svolgere questo ruolo adeguatamente, ma non ce la fa. Nel 2004 la Slovenia entra nell'Unione Europea, cade formalmente anche l'ultima scusa per la presenza di un confine. In realtà cade per le merci, per le persone cadrà 3 anni dopo con l'ingresso di Schengen. Nella foto di destra è una immagine di Gorizia, Nova Gorizia, presa dal Monte Sabotino, monte che rimane fino a metà degli anni 90 intoccabile in quanto servitù militare, almeno sul versante italiano, e la gran parte dei goriziani non sono mai saliti sul Sabotino, che è il luogo ancora oggi dal quale si può capire perché Gorizia è stata costruita lì e lì. Ecco, la presenza ormai del superamento del confine ha aperto l'economia regionale completamente, la società regionale a tutto quanto il riferimento europeo. La Friuli Venezia Giulia è al centro dell'Europa, avrebbe le potenzialità per potersi esprimere e poter svolgere una funzione intermedia, non solamente portuale, come sta accadendo da un paio d'anni da questa parte con la nuova gestione del porto, da un paio d'anni a questa parte, non negli ultimi 30. Sono 30 anni che è finita la Jugoslavia e è caduto il muro dell'est, quindi sono 30 anni che le condizioni per un diverso uso del porto di Trieste sarebbero state disponibili. Il problema grosso è che in questa regione c'è una contrapposizione molto forte che ha visto un ribaltamento. Mentre nel periodo del secondo dopoguerra, nella prima fase, c'era un primato di Trieste, in quanto ricca, in quanto città, in quanto fornita e sostenuta dalle leggi di partecipazione statali, e un Friuli dimenticato, dopo il terremoto, dopo la ricostruzione, dopo la distensione internazionale, le situazioni si sono ribaltate. Gorizia ha perso controllo su se stessa, non ha più una ragion d'essere, non ha più le industrie sostenute, non ha più la presenza di militari, non ha più il confine, quindi sta cercando
una ragione di sé. Trieste ha dovuto riscoprire il mare, sul quale evidentemente era calata una coltre di nebbia per tutto un periodo, perché altrimenti non è giustificabile il disinteresse manifestato dalla città e dall'economia locale nei confronti di questa attività. E le amministrazioni pubbliche nel frattempo non si risparmiano le occasioni pubbliche e private, non si risparmiano le occasioni per dividersi ulteriormente. Quando la regione Friuli Venezia Giulia decide di attuare le norme della legge 56 del 2014, la legge del Rio per il riordino territoriale, si inventa l'abolizione delle 4 province. La regione Friuli Venezia Giulia è la prima a emanare una legge al riguardo, fa modificare il proprio statuto regionale, vengono abolite le province solamente quando un referendum nazionale chiama la popolazione a esprimersi sull'abolizione delle province in tutto il territorio nazionale. Questo referendum non funziona. Quindi il Friuli Venezia Giulia si trova per prima e unica regione in Italia senza più province. Al suo posto viene creata una rete di 18 unioni territoriali intercomunali che vengono calate sul territorio senza alcuna riflessione ponderata rispetto alle esigenze del territorio stesso, senza alcuna forma di accordo con le comunità locali. E un terzo dei comuni ricorre al TAR o viene commissariato, si vede il Consiglio Comunale commissariato ad acta per poter modificare il proprio statuto. Si crea una situazione di contrapposizione territoriale che l'amministrazione successiva tenta di recuperare abolendo la forma delle UTI, ma creando una situazione per cui adesso il Friuli Venezia Giulia non ha al suo interno organismi di area vasta che coprano l'intero territorio. Ce le ha la montagna, perché sono state ricostruite obbligatoriamente le comunità montane. Ci sono qualche comunità, ma noi non abbiamo questo territorio. In questo clima si è sviluppata una contrapposizione molto forte. È sorta l'Assemblea delle Comunità Friulane, che comprende per esempio comuni della provincia di Venezia, o meglio, della città metropolitana di Venezia, visto che quella è la definizione, o comprende anche comuni di Monfalcone, Bisiacchi, che si contrappongono a Trieste, che viene ancora un po' vista come anni fa i leghisti raccontavano di Roma come la gallina delle uova d'oro, che era distante. Non appare, almeno a me, una volontà di ragionare in termini collettivi regionali. L'associazione degli industriali di Pordenone si è unita con quella di Trieste e Gorizia, ma agisce in contrapposizione, o quantomeno in contrasto, all'associazione degli industriali di Udine. L'associazione delle cooperative ha accolto quelle delle ex province di Trieste, di Udine e di Gorizia, ma non quelle di Pordenone. E potremmo andare avanti nella descrizione su tutta una serie di altri momenti di tafazzismo, per usare un neologismo che è riconosciuto dalla Treccani, esercitato dalle persone che lavorano e gestiscono in questa regione, davanti a quello che è una situazione che ormai è sotto gli occhi di tutti. Siamo una regione che non cresce demograficamente, che siamo scesi sotto il 1.200.000 abitanti, nonostante il forte sostegno degli immigrati degli ultimi anni, che ha un'anzianità maggiore rispetto alla media degli altri paesi e che ha delle difficoltà di collegamento col resto del paese, soprattutto per quanto riguarda la parte orientale di questa regione, che sono enormi. Per andare da Trieste a Mestre, che sono 130 chilometri circa, il treno ci impiega 1 ora e 3/4. Che sono più o meno i tempi che venivano occupati dal treno quando viene costruito a inizio Novecento il raccordo tra Portogruaro e Monfalcone, che evita il giro attraverso Udine. Giusto per fare un esempio. Ci sarebbe bisogno di superare il confine interno. La mia paura e la mia constatazione da analista degli ultimi anni è che invece è stato fatto il possibile perché questo confine interno si rinforzi e anzi diventi più alto. Credo di aver chiacchierato abbastanza e essere pronto e aver stimolato la curiosità di Moreno, che sta sogghignando, lo vedo sotto gli occhiali.
puoi contarci. Ovviamente. Sai che è un tema che mi affascina come tutti questi territori, anche se li ho sempre un po' visti anche come un soggetto forestiero, visto che io sono veneto, insomma, per tradizione. Però friulano per adozione. No, c'era una cosa che ho notato, sulla quale non ti sei soffermato, che invece secondo me è stato un episodio molto interessante negli anni 70, della rottura del confine, quando ancora c'era la guerra fredda, ed era il processo di Alpe Adria, quindi il tema delle regioni che si uniscono al di là del confine, che secondo me è stato anche molto interessante sulle questioni di cui si era interessato anche Francesco Micheli, ti sei interessato tu, sai che ci sono state tutte queste pubblicazioni in quel periodo che noi si studiava, ad esempio, che descrivevano per la prima volta le tipologie edilizie, le forme insediative che stavano oltre Cortina, al di là, che non era così facile trovare una pubblicazione all'epoca che ti Ok. dicesse cosa succedeva in Ungheria. E sono state anche quelle delle occasioni per rendere più morbido il confine e attivare una serie, io mi ricordo agli inizi degli anni '80 un incontro con bosniaci, con ragazzi con 20 anni come ero io, bosniaci, croati, ungheresi e di altre e carinziani appunto, dove già i primi degli anni '80 i bosniaci e i croati e i serbi, i ragazzi, dicevano di non essere lo stesso Stato. Per cui cominciavamo a capire che non c'era solo il nostro confine, ma c'erano altri confini al di là. Ecco, secondo me questa cosa qua anche è stato un momento importante nella rottura del confine. No, quello che emerge anche dall'intervento che hai fatto tu è questo tema della retorica della specialità del Friuli Venezia Giulia. Cioè, raccontata sempre come un luogo speciale e poi invece è un luogo della baruffa, è un luogo del conflitto, dove emerge più questo. È un luogo nel quale, o meglio, facciamo un discorso. Cosa dovrebbe essere la specialità? La specialità dovrebbe essere qualcosa che garantisce e offre maggiori opportunità e possibilità rispetto a quello che viene dato dall'ordinario, dallo statuto ordinario. Non dovrebbe essere l'autonomia di poter fare come la Casa di Libertà di Corrado Guzzanti, perché lo Stato si comporta in un'altra maniera. Dovrebbe essere una qualcosa che si distingue in meglio. Alpe Adria, da questo punto di vista, ha rappresentato la scoperta che è possibile andare oltre i cliché generali e le condizioni generali della guerra fredda, sfruttando la specificità della regione e sfruttando la specificità delle altre regioni di confine. Perché il problema del confine è come quello del fiume. Se tu ti ostini a ragionare e a guardarlo solo dall'altra parte, non penserai mai che c'è un altro dall'altra parte che lo vede, lo stesso confine da un'altra parte e che ha dei problemi speculari ai tuoi, o analoghi. E quindi l'Alpe Adria è stato questo tentativo, però che non ha funzionato. Perché al di là di una serie di appuntamenti, di strutturale non è rimasto niente. Ti faccio un esempio. Nel 2000, tramite Francesco Micheli, sono coinvolto nell'elaborazione di una guida al territorio del Goriziano. Propongo, visto che mi pagavano a pagine, quindi mi stava bene, stava bene come lavoro, non ero ancora strutturato in università, di comprendere nella guida anche quello che c'è al di là del confine. 2000. Dal 1930 non era uscita una pagina in italiano di quello che era, che dopo il 47 diventa Slovenia, del territorio goriziano. Ma non l'hanno fatto mai. Neanche quelli più illuminati di Gorizia, che espletavano la loro illuminazione studiando lo sloveno magari, ma non avevano mai pensato che forse poteva essere utile raccontarlo, e nessuno ha mai pensato di descrivere cosa succedeva, considerando che è un muro di gomma.
Il cimitero ebraico di Gorizia, nel Val di Rose, che si trova in Slovenia adesso, al di là immediatamente del confine, che viene ceduto dalla comunità israelitica di Gorizia, dagli eredi della comunità israelitica di Gorizia, all'amministrazione comunale di Nova Gorica, in cambio di una piccola manutenzione, tagliare l'erba una volta ogni tanto e tenere sul muro, a un certo punto si vede che la cappella cimiteriale viene trasformata in casinò. Cioè viene ceduta dall'amministrazione comunale. Possiamo far finta, si è fatto finta che accadesse in un altro paese, che fosse una cosa completamente separata, ma era una parte della storia della città. Abbiamo citato, grazie a Dio, Isaia Ascoli, di quella comunità. Non è che ci sia stato una protesta, una lamentela. Il gestore di quel casinò si è trasferito. Quando ha fatto abbastanza soldi, ha costruito 500 metri più in là un edificio enorme nel cui ha fatto un casinò più grande. Allora, secondo me, c'è stata una volontà di mantenere vivi queste contrapposizioni. In questo discorso c'è un'altra variante che non ho citato, che però secondo me è determinante nella contrapposizione fra Trieste e Friuli, che è legato alla profuganza. Nel momento stesso in cui inizia la profuganza dall'Istria e delle città della Dalmazia verso l'Italia, una buona parte passa attraverso Trieste e Gorizia. Nelle due città viene fatta restare una parte di questi profughi. Viene fatta restare per tutta una serie di motivi, ma fondamentalmente penso per una pressione economica, perché a Trieste far rimanere 50.000 profughi in una città che è chiusa e che non ha la possibilità di dar lavoro a altre 50.000 persone, vuol dire imporre quello che sarebbe successo subito dopo, l'emigrazione di una parte della popolazione indigena locale. I profughi in regione sono rimasti in numero molto forte e hanno rappresentato una porzione di elettorato importante, in alcuni casi come Trieste determinante. Quindi l'attenzione è rimasta rispetto al proprio territorio di provenienza. I triestini, quelli che vivono a Trieste, hanno più interesse, conoscono molto meglio, conoscono perfettamente l'Istria, tutte le parti interne, ci vanno continuamente molto più che andare, per usare la definizione che ho imparato da quando sto qui a Trieste, in quel grande mar de Panoce che è il Friuli, che secondo la definizione comincia dopo le gallerie di Miramar, quindi costiera, tutte le comunità, un mare indistinto, e non c'è. E è bellissimo che qualche anno fa un fine umorista che pubblica tutta una serie di librercoli e di battute, barzellette, ha fatto un gioco analogo al risico. La risposta del risico si chiama frico, ovviamente, con la C, perché con la K no, per quelli del risico siamo lamentati, e presenta è la conquista delle Friuli, Venezia Giulia. Allora, la carta del Friuli Venezia Giulia prevede metà è fatta dalla provincia di Trieste. Il resto di quello che avanza, c'è una parte di Gorizia, un terzo forse la provincia di Udine e una macchiolina in fondo è la destra Tagliamento. L'ha fatta per ridere, è umoristico, sono tutte le battute, ma è un insieme di luoghi comuni, però è indicativo di qual è l'atteggiamento, secondo me, fra le due parti. E quindi ci sono delle persone che hanno perfettamente la perfetta consapevolezza dei danni, del confine, del limite di questo modo di ragionare. Però, davanti alla possibilità che la gestione speciale porti dei vantaggi, perché fare degli sforzi in direzione opposta? Perché la regione potrebbe decidere e intervenire facilmente sulla gestione dell'università, differenziare i corsi, alcuni a Trieste, alcuni a Udine. Magari si potenzia la rete ferroviaria, per fare 70 km si impiega meno di un'ora e un quarto,
si crea una struttura di assistenza allo studio e si diversifica, e magari anche nei poli decentrati, proprio volendo. Si potrebbe fare, con quel poco la regione avrebbe questa possibilità, non lo farà mai. Sì, E credo così anch'io potrebbe che, fare credo su anch'io che non lo altri esempi. farà mai, assolutamente. Vedi anche il discorso del polo di Gorizia, che non riesce neanche quello che è più vicino a interagire con Udine. Esatto. No, volevo anche sull'ultima parte, tu usi questo termine di cerniera, che viene usata anche questa molto spesso dalla retorica politica, sia della componente giuliana che o triestina, come preferisci dire tu, che da quella friulana. Però in realtà mi chiedo se, perché come sai io mi sono sempre un po' interessato dell'urbanistica alla scala regionale, dai tempi in cui ho collaborato nel 2003 al piano strategico del Friuli Venezia Giulia, e anche quella volta si costruivano questi diagrammi dei corridoi infrastrutturali, la novità del corridoio 5, quelli che sarebbero stati gli impatti e via dicendo. Ma a 20 anni di distanza da quell'esperienza anche di pianificazione, mi chiedo se noi siamo cerniera o se invece siamo isolati proprio dall'attraversamento, nel senso che non ci si vede, non si riesce a vedere il Friuli neanche adesso, né come cerniera, ma è solo un corridoio infrastrutturale. La terza corsia serve a far correre la gente più velocemente e più velocemente lontana dal Friuli. Si soffre, ho quasi la sensazione che siamo invisibili come Donia lungo l'autostrada, pur avendo un'importante ferrovia, pur avendo un'importante pista ciclabile, avendo la statale e avendo l'autostrada, però Donia è del tutto invisibile, quindi Ma un più che isolamento l'autostrada, la statale. A me era venuto, mentre dicevi, mi era venuto in mente proprio Donia. Mm. La statale che passa sopra sopra il tetto della chiesa. Anche sì. Cioè, E, no, cioè, che vai. siamo pieni di flussi, compreso anche Trieste con il discorso della ripresa del porto, ma che in realtà queste cose non impattano poi direttamente sui territori e siamo attraversati e diventiamo funzionali nuovamente a una nuova strategia che non è più quella di vederci in un cul-de-sac sul fondo con tutto l'esercito schierato sul confine, ma di essere sì cerniera, ma una cerniera infrastrutturale. Una cerniera arrugginita, che non si piega, che non funziona più. No, ma è chiaro che questo è all'interno di un'economia di mercato, è un qualcosa che viene gestito da chi è in grado di intervenire nei grandi flussi, e quindi da delle scelte economiche e politiche forti. Perché, faccio un esempio, l'interporto di Cervignano. L'interporto di Cervignano, ecco, vi nasce come gemellaggio a una stazione ferroviaria che è nei pressi prima di Villacco, immediatamente prima. L'interporto di Cervignano è quasi intonso da quando è stato. La stazione prima di Villacco l'hanno rifatta completamente perché si era usurata e aveva completato il suo ciclo. Cervignano non è mai partito e quindi la pista di lancio non è mai stata usata. Esatto. Questa straordinaria invenzione della pista Io lo di lancio. usavo come metafora ai miei studenti dicendo che se la muraglia cinese è forse l'unica opera dell'uomo che si vede dallo spazio, l'unica opera dell'uomo che si vede per quanto riguarda Friuli Venezia Giulia è l'interscalo di Cervignano. C'è un po' di differenza tra i due, che quella di Cervignano rimarrà, si vedrà perché rimarrà intonsa e nessuno l'ha mai toccata, quindi quell'altra invece negli anni qualche funzione. Io sono convinto che ci sia una forma di pregiudiziale nel ragionamento sul territorio. Perché appunto sono territori separati, distingue. Dove finisce uno comincia l'altro, e quindi l'altro dipende da altri. Il porto di Trieste non può sopravvivere solamente sulla base della modernizzazione dei flussi che adesso è in piedi. Ha bisogno di avere un retroterra
che non può essere più dalla vecchia zona industriale di Monfalcone che rappresentava nella prima metà del Novecento o altro. Cioè, c'è spazio per l'intera regione Friuli Venezia Giulia, per tutte le attività produttive presenti sul territorio. Da Pordenone alla zona industriale di Pordenone alla zona industriale di Amaro, quella più periferica che mi viene in mente, artigianale. Sì, però tu come sai Pordenone va con Padova anziché con Trieste e E la Udine specialità regionale non non so potrebbe fare qualcosa? quanto Cervignano entrerà nella logica di retroporto di Trieste. Penso che sia più facile appunto un ampliamento, una migliore organizzazione degli spazi frontalieri a Monrupino, che continui lì, insomma, questo retroporto. Un'altra cosa, volevo farti fare però il predittore, quindi dotati di sfera di cristallo, Va bene. perché c'è una questione che secondo me è molto interessante per il prossimo futuro, queste proiezioni di appassimento demografico della regione, che tu senz'altro ti sarai studiato in questi anni, cioè il fatto di passare di perdere a 2050 quella che è la dimensione della città di Trieste, cioè perdere 250.000 persone su 1.250.000 persone, questa è 200.000. 200.000 Sono persone. sotto i 200. Però si presume di perdere 250.000 persone in regione nei In prossimi regione sì. 30 anni. Ecco, questa cosa qua come inciderà a scartamento diverso tra il mare di Pannocchie e la riva marina? Secondo te ci saranno... Secondo me allora io non credo che Quale sarà il territorio più resiliente rispetto a questa perdita di popolamento? allora ti posso Sfera di dire chi cristallo. sfera di cristallo. Innanzitutto, se le cose non subiscono dei cambiamenti fortissimi, chi ci rimetterà sarà tutta la zona della montagna. Prima di tutto, che diventerà un problema enorme di gestione territoriale, a partire dal dissesto idrogeologico al controllo di tutto. Perché in questo momento le comunità montane hanno un grossissimo problema di mantenimento di quelli che hanno adesso e evitare la fuga di quelli che riescono in qualche maniera ad avere strumenti di studio, di lavoro o maggiori. L'isolamento diventa possibile solo se lei diventa una scelta e quindi uno opta per andare a abitare in posti poco frequentati, dimenticati da Dio e dagli uomini, per usare una battuta, e che consentono una scarsa frequentazione. Quello sarà il primo problema. Secondo problema, io credo che alcuni buchi verranno riempiti e questo verranno riempiti da una migrazione. Tempo fa viene a fare un esame da me un giovane brianzolo trasferito a Trieste come in una grossa società. Al che gli dico: "Senta, immagino lei è abituato, vissuto a Milano, quanto avrà, non vedrà l'ora di tornare via alla fine." No, fa: "Un attimo, una qualità della vita come qua non si trova da nessuna parte. Perché devo andare via? Anzi, io sto raccontando in giro questo perché quelli qua non se ne rendono conto e quelli di fuori quando se ne renderanno conto verranno subito. Quindi io credo che ci sarà una sostituzione. Non avrà questo colpirà progressivamente prima le aree periferiche, la montagna e dopo i centri minori. Io ho la E quindi le sensazione città invece che se resteranno. ci sarà un ricambio, come dici tu, che lo sto già intravedendo sulla pedemontana pordenonese e anche in alcuni casi delle vallate, sarà appunto con una popolazione che ha una capacità di leggere il territorio diversa, che non pensa alla montagna come luogo dei boscaioli e dei pastori, che pensa alla montagna diversa. Io credo che invece la montagna riuscirà a reggere. Ho paura per le città e quindi mi preoccupa anche Trieste stessa, ma soprattutto mi preoccupano città di media grandezza. Se pensi che Pordenone ha fatto il piano regolatore alcuni anni fa in riduzione,
non in ampliamento. E questo l'ha fatto anche Udine, leggermente in riduzione, anche se poco. Cioè la previsione di espansione demografica, che era uno dei principi che stava alla base del tema del dimensionamento del piano, è sempre stata in progressione, cioè dove tu dicevi, anche falsando i dati, beh, qui abbiamo bisogno di tanta superficie da urbanizzare in più perché ci sarà un aumento di 10.000 persone. Adesso invece i comuni cominciano a leggerlo in riduzione, non è soltanto colpa dell'IMU. No, ma no, ma è un processo che sta coinvolgendo tutto quanto il paese, la stasi demografica. La riduzione è anche legata alla scomparsa di tutta una serie di occasioni occupazionali. Perché uno deve stare sulla pedemontana, io qualche dato ce l'ho sulla pedemontana da quest'altra parte, in sinistra, tagliamento. Io non la vedo proprio. No, C'è una resilienza in qualche maniera, ma sono delle scelte, molto scelte di vita da parte di singoli, non è un processo collettivo. Però quello che stiamo perdendo in questo momento qua, in questi ultimi anni, sono le città. Stanno perdendo anche in valore immobiliare, ad esempio. Sicuramente. Il valore immobiliare degli immobili in ambito urbano è molto sceso, mentre ci sono, che so, se tu vai a comprare una casa a Polcenico, al metro quadrato una casa storica costa più che in centro a Pordenone. Ti è più facile trovare degli appartamenti a Pordenone a un prezzo più basso rispetto che a Polcenico. Perché Pordenone ha perso, e Pordenone ha un aspetto rispetto a Trieste, per dirti, di vitalità che è incomparabile, se vogliamo. Però ad esempio anche a Trieste, vedo anche in un senso positivo, se posso intromettermi, perché di territorio ancora da cementificare ce n'è rimasto poco. Dove? Dico in generale, no, il fenomeno che dicevi tu di riduzione dell'espansione dell'urbanizzazione delle città, lo vedo anche come un fenomeno positivo sotto certi aspetti, no? Perché sì, ma sta anche cambiando il rapporto con lo spazio di periferia attorno alle città. È che in questa situazione qua che descriveva Sergio, di conflitto tra urbanità e campagna, ho la sensazione che sia la campagna che ha più occasione di resistere rispetto all'urbanità. Cioè, se io devo andare a comprare un immobile a Trieste, lo trovo ancora oggi, anche se è leggermente rialzato il valore degli immobili, molto molto più basso di molte di quelle che consideriamo delle periferie. Cioè, cioè se io devo andare a comprare a Rovereto, al metro quadrato mi costa di più che andare a comprare in centro a Gorizia. Gorizia ha tra i valori più bassi d'Italia, ad esempio. Ma Gorizia ha un piccolo problema in cui il confine gioca un ruolo. Il confine gioca un ruolo, primo, e seconda cosa, uno va a Gorizia perché lavora da altre parti e vive da altre parti, torna solamente lì perché Gorizia ha questo problema. Stessa cosa a Trieste. Trieste è passata, ha perso il 10% della popolazione in pochi anni, ma vuol dire che aveva un patrimonio abitativo rapportato a quella popolazione, quindi il prezzo è legato a questo. Certo. E se ne perderà ancora, c'è il rischio che però non ci vuole sia una politica di recupero, anche è una scelta che preveda, come anni fa è stato fatto, gli investimenti di ripristino e di rigenerazione di tutta una serie di aree degradate o quantomeno particolarmente vetuste all'interno della carta. Poi c'è un altro problema che forse diamo per scontato. Trieste non è più l'unica città della regione. Udine, anche se a metà degli abitanti, anche se ha tutt'altra dimensione, svolge un ruolo urbano molto più forte rispetto al resto del territorio. È centrale rispetto al Friuli. Pordenone rappresenta un polo, per il fatto stesso che anche fra Porcia e Cordenoso ormai non c'è quasi distinzione all'interno del nucleo abitato, però rappresenta un ruolo urbano, non c'è più un'unica città
in un grande territorio, come diceva Olinto Marinelli, della regione Giulia, che vada da Forni a Voltri fino a Punta Salvore, a Punta Promontore, no? Cioè quindi dal nord-ovest della Carnia fino al sud della penisola istriana. L'evoluzione c'è stata molto forte, quindi per quello non ha più senso la contrapposizione urbana città-campagna, città Infatti Marche-Panoce. anch'io sono convinto che sono nati più sistemi urbani che città, però. Sì. Sono più dei sistemi urbani che delle città vere e proprie. E Trieste è al secondo me, limite fisico. sì, e secondo Al me se limite ne stanno fisico. creando anche degli altri, sai? Io ho la Sì. sensazione che più passa il tempo e più i villaggi che hanno perso ruolo rispetto ai temi dell'agricoltura stanno diventando qualcosa di diverso, e soprattutto quelli che si configurano come quasi dei corridoi, quello lungo la Napoleonica, quello sulla bassa lungo la Triestina, il corridoio della destra tagliamento da Spilimbergo fino a Portogruaro, cioè diventano proprio delle strutture molto più lunghe che superano il concetto di piccoli spazi e quindi di molti confini all'interno della regione, cioè ad esempio il confine di San Vito rispetto ai confini di Valvasone o di Spilimbergo. E forse l'esperienza delle UTI io non l'ho vista male da questo punto di vista, è stata anche un'occasione per riconoscere una capacità o una possibilità di individuare aree che hanno perso forse dei caratteri confinari interni forti. Il danno grosso delle UTI, secondo me, è stato di bruciare l'opportunità di ragionare sul territorio sull'altare della velocità e del prontezza di risposta rispetto a istanze nazionali. In questa maniera noi abbiamo avuto, contando quella attuale, in 13 anni 3 leggi di riordino territoriale in regione. Una ha costruito, una ha distrutto, una ha rifatto in altra maniera, creando delle diseconomie e provocando una iperterritorializzazione nefasta per il territorio, mentre sarebbe stato determinante ragionare in termini di aggregazioni intercomunali su area vasta e vedere tutta una serie di possibili integrazioni. Hanno fatto le UTI senza neanche prendere in considerazione i sistemi del lavoro e del pendolarismo. Li hanno fatti rigorosamente all'interno dei confini provinciali. Sì, beh, ma anche le comunità montane adesso, dove Le comunità montane hanno fatto ancora peggio. dove hai delle comunità montane con Spilimbergo dentro, insomma. Sì, sì, con Maniaro da una parte e Vallon da una parte e Erto e Castro dall'altra. Sì. Ecco, Sì. per dare Sì. a proposito di continuità storica e del riconoscimento. Cioè, mentre invece forse quella dell'UTI, se fossero mantenute, se fossero rimaste le province per gestire le cose infrastrutturali e le UTI fossero state un'occasione per pianificare come potrebbero essere le comunità montane, potrebbero essere nuovamente un'operazione di questo genere, ma pianificare servizi, pianificare le scuole, pianificare la sanità, eccetera, eccetera, questo poteva essere un atteggiamento interessante, cioè passare a quella pianificazione d'area vasta che il Friuli si è sempre negata a livello legislativo. D'accordo, Con la però sua specialità. I 4 capoluoghi più Monfalcone fanno più di un terzo della popolazione regionale, no, più di un terzo dell'intera popolazione regionale. E 6 comuni sopra i 20.000 abitanti in questa regione. Quotidiano locale qui oggi è una pagina intera, o ieri non mi ricordo, per dire che Ronchi ha il titolo di città. È imbarazzante dover parlare di territorio e di possibile gestione del territorio quando hai una pletora noi abbiamo i 3/4 dei comuni che hanno meno di 5.000 abitanti, non sono in grado di erogare i servizi. E c'è bisogno di fare un ragionamento. Le comunità montane sono le uniche che possono in questo momento fare programmazione territoriale.
nel complesso delle comunità montane non si arriva a 70.000 abitanti, mettendole tutte assieme. Lo sforzo forse verrà fatto, però verrà fatto quando ormai l'intervento sarà inutile, perché agirà su un numero di popolazione, in assenza di finanziamenti specifici, su una popolazione residuale. Quindi la specialità regionale da questo punto avrebbe potuto intervenire. Quindi nel riordino, fare un ragionamento su qual è la è vero, noi potevamo, il Friuli Venezia Giulia poteva essere esemplare, essere anche apripista da questo punto di vista rispetto apripista l'ha fatto nel peggiore dei modi. Nel peggiore dei sì, nella peggiore situazione. Perché cioè, le modalità di contrapposizione sulle UTI sono state tali per cui è deflagrata l'organizzazione, il pensare in termini regionali. La reazione di fatti qual è adesso? La legge che esalta al massimo l'autonomia dei singoli comuni, dando la possibilità di mettersi a fare comunità, mettersi assieme anche se non si è contigui, che dal punto di vista dell'idea della programmazione ci dice abbiamo un'idea leggermente diversa in questa regione rispetto a tutto quanto il resto del mondo, perché se fai programmazione territoriale almeno che si discuta su un territorio che sia uno attaccato all'altro, non un comune qua, un comune là. La legge dice non necessariamente contigui. Certo. E questo, siccome ci arriviamo noi che non siamo particolarmente brillanti o intelligenti, ci arrivano sicuramente anche gli elaboratori politici, ma evidentemente c'è una volontà superiore per evitare una scelta diversa. Hanno chiaro questo problema. Andrea, ci sono domande da casa? Non vedo domande. Abbiamo raggiunto le 2 ore circa. Sì, Possiamo bene. andarci magari verso conclusione. Sì, Magari con questa potrei fare questa battuta. Non abbiamo parlato delle cose che dividono le realtà territoriali, Friulani e Giuliani. C'è qualcosa che li accomuna, almeno in parte, in alcune minoranze, è la nostalgia per l'impero sbuggico. Così, a livello di battuta, ne conosco anch'io personalmente, si parla nel dibattito storiografico dei neo-borbonici, così a livello di... Trieste viene fatta passare per una città nostalgica, filo-asburgica. Ma ce ne sono anche nell'Udinese, li conosco Sì, ci sono diverse iniziative, però di nostalgia in alcune frange, sia... No, ma la cosa che mi ha sempre colpito è che questo momento di nostalgia nei confronti dell'Austria ha fatto sì che in tutta Trieste non ci sia neanche una panchina dedicata a Francesco Giuseppe, che bene o male è stato imperatore dal 1848 al 1916, ha accompagnato il momento di massimo splendore di Trieste e neanche non so, qualche anno fa a Trieste c'è stata una manifestazione con oltre 8.000 persone, secondo la questura, di persone favorevoli al ritorno al territorio libero di Trieste, ovvero un'amministrazione staccata dallo Stato italiano, autonoma, riconosciuta ecco. Ci sono delle cose che io non capisco, come i Novax e come quelli prendo atto, riconosco così, però no, nostalgia no. Posso dire su una cosa, nostalgia, un elemento importante secondo me. A Trieste è stato da un gruppo di persone molto abili e secondo me intelligenti rifondato il Club dei Turisti Triestini, che è un'associazione di turisti, di escursionisti che viene
sciolta nel 1919 dal Stato italiano, erano i proprietari della Grotta Gigante, delle vedette sul Carso, erano molto attivi, avevano un giornale, e vengono sciolti perché considerati filo-asburgici. Si sono rifondati qualche anno fa e stanno facendo una cosa banale, e semplice quanto secondo me dirompente. Stanno cercando di ricostruire la memoria delle persone di queste aree che hanno combattuto nella prima guerra mondiale nell'esercito asburgico, che vuol dire tutti quanti maschi. E soprattutto, visto che non si sa quanti sono quelli che hanno indossato la divisa, dei comuni attualmente italiani, quanti sono morti, non ci sono monumenti se non in alcune realtà piccole legate a esperienze del comune o della frazione. Non c'è una memoria. Quando la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, per il centenario della Grande Guerra, ha deciso di donare una medaglia a ricordo della prima guerra ai parenti di quelli che hanno combattuto nella prima guerra mondiale, a quelli che hanno combattuto nell'esercito italiano. Sono dimenticati dell'altra parte. È uno dei tanti rimossi di questo territorio. Ecco, io non posso pensare che non abbiano preso in considerazione, dopo 100 anni, il fatto che ci potrebbero essere anche i nemici, che però sono quelli che sono morti. Nel museo di Gorizia della guerra c'è l'elenco dei 38, se non sbaglio 33 o 38 volontari nella prima guerra, non c'è neanche un riferimento al fatto che quei territori appartenevano alla corona asburgica. Ecco, allora ci sono dei nostalgici come quelli del Club Turisti Triestini che fanno un lavoro meritorio, ma non sono nostalgici. Certo, dal punto di vista culturale, storico, sì, ma è un po', poi anche la memoria, ormai la memoria del periodo asburgico credo che non ce l'abbia più nessuno, sono solamente dei miti che sono più o meno rimasti. Dell'ordine e dell'efficienza. Ogni tanto mi capita, io lavoro in ambito bibliotecario, mi capita ancora di sentire certe battute tipo magari all'archivio di Stato di Pordenone non si trovano i documenti o cose del genere. Se li avessero conservati all'archivio di Stato di Vienna, cose che in effetti alcune documentazioni riguardanti il nostro territorio sono lì, sarebbe stato meglio perché li avrebbero ordinati meglio, catalogati meglio. C'è ancora questo mito dell'ordine e dell'efficienza. Ricordiamo, sì, però è un bel mito, perché la seconda città dell'impero era Praga, in pratica quella della corona austriaca. E il soldato Zweig è uno dei simboli di Praga, e tutti quanti abbiamo presente qual è il concetto di ordine, di funzionamento del soldato Zweig e dell'esercito imperiale regge in quel momento, no? Quindi così, a livello folcloristico, diciamo. Ecco, è lì dove, secondo me. Possiamo... Grazie Sergio, grazie per a voi, averci dedicato queste 2 ore di ragionamenti. Spero che finiranno come al solito nel nostro canale YouTube. Sì, quindi sarà registrata questa diretta. Noi possiamo dare appuntamento ai nostri spettatori per il 30 aprile. Il prossimo appuntamento parleremo ancora di geografia con Alessandro Fontana, non più forse in un certo senso anche lì di confini naturali, insomma, di alvei, di fiumi e così via. Ringraziamo ancora il professor Zilli per la sua disponibilità e per averci parlato di questo tema interessante. E un saluto a tutti. Buona serata e buon weekend. Grazie, arrivederci.